La classica occasione del Santo Natale per fare gli auguri alla cittadinanza, ma anche per tracciare un breve bilancio di quella che è stata la gestione del comune di Favara in questo 2013. Pro e contro, luci ed ombre, come d'altronde in tutti gli enti locali. Qual è allora il messaggio del sindaco Rosario Manganella? Ma il messaggio non può che essere un messaggio positivo e un messaggio di speranza, soprattutto perché siamo a fine anno e stiamo facendo il consuntivo delle cose fatte, ma è chiaro che serve anche questa occasione per impostare il lavoro futuro. Per quanto riguarda ciò che abbiamo fatto quest'anno, al di là delle grandi, gravi difficoltà che abbiamo incontrato sul piano finanziario per la nota situazione nella quale versa il nostro comune, perché purtroppo abbiamo ereditato milioni e milioni di euro di debiti che abbiamo incominciato a pagare, cosa che altri non hanno fatto. Sono debiti di altri amministratori locali di cui noi per un problema anche di continuità amministrativa ci siamo fatti carico. Quindi, ma al di là di queste questioni che poi non hanno inciso ad esempio sul bilancio comunale di quest'anno, perché nel bilancio di previsione che abbiamo approvato non c'è traccia di aumento di nessuna sorta, quindi anche questo è un fatto positivo che vogliamo registrare nel nostro Paese. Assieme a questo vogliamo anche dire che abbiamo fatto una serie di iniziative importanti, una delle quali ad esempio è la raccolta a domicilio, la raccolta a porta che secondo l'opinione più complessiva della gente è un fatto altamente positivo, il giudizio è buono, noi siamo felici, ovviamente faremo nel 2014 l'altro passo, cioè dire quello di incominciare anche con la differenziata. Un altro elemento importante mi pare finalmente l'inizio dei lavori della bitumazione delle nostre strade. Poi c'è questo fatto positivo di un progetto che è proprio nostro, fatto dalla nostra amministrazione comunale, che è quello di un intervento nel centro storico della nostra città, in maniera particolare nella zona dove si sono registrate le due vittime innocenti delle sorelle Bellavia, con un finanziamento pubblico-privato di 4 milioni e 300 mila euro per intervenire su quel territorio e per costruire 15 alloggi con il sistema del social housing e quindi con la possibilità che questi 15 alloggi vengano messi a disposizione dei cittadini in affitto a tasso diciamo molto agevolato. E l'augurio per i cittadini, per il Santo Natale e per l'inizio dell'anno nuovo qual è allora? Il 2014 ad esempio potrebbe essere l'anno in cui iniziano i lavori per il gas metano nella nostra città. Abbiamo buone opportunità perché questo si faccia, se noi riusciamo a fare questo per il 2014 è un grande traguardo che aspettiamo da oltre 30 anni.